20:10, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'attualità di Antena 3. Questa sera puntata speciale perché siamo insieme al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buonasera, ben trovato. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Abbiamo mezz'ora, quindi dobbiamo fare una risposta in 50 secondi, dobbiamo parlare di 30 cose almeno. Lei deve essere più veloce a fare la domanda. Vabbè, allora la prima cosa che le chiedo, l'ospedale di Padova, come finisce? Quando incontra Giordani? Ma guardi, le mie porte sono sempre aperte e dico semplicemente che c'è stato un grande lavoro in questi 7 anni. L'idea che ha avuto il sindaco Giordani l'abbiamo già avuta noi, ce l'ha avuta il sottoscritto e dopo anche il sindaco Bitonci, quella di pensare di poter restaurare, di fare il nuovo dove c'è il vecchio. È stata clamorosamente bocciata da tutti gli studi tecnici, da tutti gli esperti. Abbiamo messo in rete gli esperti dell'università, della regione, della provincia, del comune. C'è una relazione dettagliatissima, si può scaricare da internet, è sul sito della regione. Ci sono anche quadri economici, tempistiche, tutto per tutte le diverse casistiche. Lì è impraticabile. Però voglio ricordare che chi dice ma Zaia comunque sta facendo dei lavori, dei restauri all'interno dell'attuale policlinico, certo, ma abbiamo anche detto, e c'è sempre scritto nelle carte, che quando il vecchio policlinico verrà trasferito in quello nuovo, quello vecchio approfitterà dei restauri fatti, verranno abbattute le parti non restaurate, quindi si farà pulizia e ci sarà cosa? Il nuovo ospedale di Padova da 1000 posti letto. Quindi la vecchia sede diventerà l'ospedale di Padova da 1000 posti. Al centro, diciamo, no? Sì, in via Giustiniani. Senta, ma quindi non se ne va nel nessuno programma di Giordani però c'è nuovo su vecchio, quindi ho sentito subito le sue prese di posizione in merito a questo, quindi ha ribadito Padova Est. Mi scusi Avarino, non sono mie prese di posizione. Diciamo, dichiarazioni. Certo. No, ma sono quelle di un comitato di tecnici che ha lavorato per anni, tecnici non della regione, dell'università, della regione, del comune, della provincia, un po' tutti quelli che hanno lavorato Quindi su questo. Quindi secondo lei non c'è alternativa? No, ma non c'è neanche più, perché dopo 7 anni non possiamo fare come il gioco dell'oca che torniamo indietro. Che analisi ha fatto lei di quel voto lì a Padova? Ma guardi, la democrazia ha una bella regola, che alla fine c'è uno che vince e uno che perde, questo è poco ma sicuro. C'è da dire che Massimo Bitonci si è battuto come un leone, prova ne sia che ha avuto un bel risultato e addirittura è cresciuto anche di voti, 5.000 voti mi hanno detto. Era da solo contro tutti secondo in lei? ballottaggio, era da solo contro tutti, dopodiché i risultati li conosciamo e il nuovo sindaco di Padova è Giordani e ne prendiamo atto, c'è il nostro nuovo interlocutore che abbiamo come regione. Lo chiamano esperimento a Padova, ma di fatto non hanno rifatto l'Ulivo, cioè, no? Torna anche Prodi sulla scala nazionale. Guardi, le posso dire, però non vorrei offendere qualcuno. Io quando vedo che il giorno dopo le elezioni si comincia già a parlare di esperimento politico, lo dico da amministratore, da vecchio amministratore, noi amministratori dobbiamo pensare a governare, a amministrare. Gli esperimenti da politica li facciano altri. Senta, le faccio una domanda fastidiosa, quindi l'avete scampata bella su Verona invece? Perché? Perché sennò Tosi comunque avrebbe riconquistato, si diceva, anche un ruolo nazionale, dopo tutto quello che è successo. Abbiamo vinto un ballottaggio con 16 punti di scarto, non mi sembra di averla scampata bella. Diciamo una vittoria abbastanza netta, è come dire cosa possiamo dire? Anna Lepre che l'ha scappata bella dall'inseguimento della tartaruga. Va bene, ho capito. Però, guarda che 16 punti sono tanti. No, quello sì ho capito, però certo la vittoria è stata netta, le dirò, non c'è dubbio. Però... le dirò che noi abbiamo un bravo sindaco, un bel sindaco, vedrete che darà soddisfazioni. Federico Sboarina è un sindaco che ha le idee chiare, è un sindaco che comunque noi abbiamo sostenuto e anche qui per la regola della democrazia uno ha vinto e uno ha perso. Si è chiusa l'era Tosi comunque, secondo me. Ma guardi, come sai io non è che amo molto parlare di questi argomenti, visto e considerato che sono abituato a guardare avanti e non indietro. Già parlare della chiusura di era vuol dire che si guarda indietro, io guardo avanti. Va bene, ieri c'è stata questa manifestazione a Vicenza, arriviamo al tema banche. Ho letto una sua dichiarazione, ricordo eravamo in onda quella sera, era già una dichiarazione molto prudente perché chiaramente si era capito dove si stava andando, immagino lei forse sapesse già rispetto a tanti altri. Siamo contenti o no? No, guardi, io non sapevo assolutamente nulla, cioè io leggo le agenzie di stampa, quindi i giornali come tutti i cittadini. E dico che oggi noi sappiamo che siamo passati da un modello nel quale una settimana prima cercavamo 1,2 miliardi di aumento di capitale precauzionale per la famosa fusione
e dicevano che l'Europa non dava l'ok, che il governo non poteva chiudere l'operazione. Dopo una settimana esce dal cappello questa soluzione intesa. Non spetta a me parlare di intesa, intesa fa, nell'oggetto sociale non c'è scritto associazione di beneficenza, ma è un istituto bancario. E in questa fase dico che in tutto questo accordo non voglio neanche metterci sopra ragionamenti ideologici, ma per €1 me la compravo io, altre robe, perché anche pur vero, averlo saputo, sì, è vero che per €1 c'era la banca, ma anche è vero che dobbiamo metterci subito 4-5 miliardi di euro per metterla in moto sta macchina. Però al di là di tutto questo, e inviterei tutti ad andare sul nocciolo della situazione, noi con questo accordo prendiamo atto che salvano i risparmiatori, cioè tutti i correntisti, gli obbligazionisti e i posti di lavoro. Voglio ricordare che risparmiatori e obbligazionisti, se la banca fallisce, vanno a zero, o meglio, si salvano i risparmi sotto i 100.000 euro. Però ci resta una categoria che è quella degli azionisti. Allora, per me, secondo me, oggi la battaglia vera da fare in fase di conversione di questo accordo è di trovare un varco affinché gli azionisti siano ristorati. Cioè sfido chiunque a dirmi che se domani mattina i 205.000 azionisti di queste due banche fossero ristorati, anche con una transazione, fossero ristorati, le piazze si svuotano, perché a quel punto non c'è più ragione di protesta. Allora io dico, cerchiamo di fare una battaglia per questo. Cioè dopo, per carità, se dopo è finché la causa pende e rende, è un altro discorso. Cioè, glielo dico perché vedo che si stanno portando sopra altri ragionamenti ideologici che terrebbero in vita sempre un casino. La soluzione c'è, pensiamo agli azionisti. Guarda, diciamo. io non difendo soluzioni perché non sono neanche artefice di queste soluzioni, io proponevo la fusione, se figuri. In qualche maniera c'è stata una fusione. Prendo atto che il 10 luglio si va in conversione di un decreto, se si converte così, siccome la maggioranza c'ha i numeri per convertirlo, il mio partito voterà contro. Ecco, volevo arrivare a quello. Ma il mio partito perché vota Salvini dice che farà battaglia per questo decreto, no? Certo, ma la battaglia sicuramente è riferita al fatto che vogliamo anche gli azionisti dentro in questo accordo, perché nel momento in cui c'entrano dentro anche gli azionisti, accantonando i ragionamenti sul costo di €1 e fanno affare, non fanno affare, lasciamo perdere questo. Se garantiscono già tutti i risparmiatori, tutti gli obbligazionisti che sarebbero cancellati se ci fosse il bail-in, ci resta solo una categoria che è quella degli azionisti. Si potrà, per l'amor di Dio, è pur vero, trovare una soluzione? Ad esempio io dico, ci sono degli azionisti che sono investitori professionali, ma altri che sono assolutamente dei risparmiatori. Allora, io mi sospettisco solo per una roba, se vedo battaglie che vogliono demolire tutto. Perché a demolire tutto, a prescindere, dice. Dico, facciamo in modo che entrino gli azionisti in questa partita. Senta Presidente, quindi non impugnerà il decreto, che è una delle cose che le hanno chiesto? Ma guardi, il tema dell'impugnativa del decreto è una possibilità che c'è, ma nel momento in cui si impugna il decreto, se la partita cade nel momento, vuol dire che dopo 2 istanti dei dati che abbiamo oggi in essere, si va al bail-in, si va al fallimento. Nel momento in cui le banche vengono liquidate, tutti i conti correnti vengono salvati fino a 100.000 euro e tutti gli obbligazionisti vanno a zero, cioè perdono tutto. Cioè io non penso che ci sia nessuno che si possa assumere una responsabilità del genere, ma lo dico col cuore in mano. Se ci fosse qualcuno che riesce a argomentare diversamente, ma nel momento in cui si impugna, se si fa cadere l'accordo, accade questo. Senta, se dopo il tema è mal comune, mezzo gaudio, però io invece vorrei che si lavorasse per portare dentro gli azionisti in questo pacchetto e si trovasse una soluzione. Migliorarlo. Capisco chi chiede l'impugnativa del decreto, però c'è anche da capire che c'è un'analisi e una responsabilità. E un effetto. Perché se tu difendi gli azionisti e poi ti dimentichi che ci sono anche gli obbligazionisti, che sono molti di più, e che perdono tutto, vuol dire che è come spolverare, non spostare la polvere da un posto all'altro. Che polemiche ci sono state per quella foto di Gianni Zonin che fa shopping con la moglie in via Monte Napoleone? Lei quando l'ha vista cosa ha pensato? Ma guardi, io le faccio il commento che ho fatto a dei suoi colleghi. Cioè io mi preoccupo del fatto che i processi celebrano in tribunali. Bisogna fare in modo che vengano celebrati i processi. Cioè nel senso che io sono sempre garantista davanti a tutto e a tutti,
Penso che noi stiamo continuando a disperdere la nostra attenzione su fatti come questi, ma ad esempio pretendiamo poco che ci sia un'accelerazione rispetto alle inchieste. Ci avevano promesso una task force nelle procure, io non l'ho vista. Io sono l'unica amministrazione che ha fatto una commissione di inchiesta su questa partita. Mi domando per quale motivo a Roma, in Parlamento, che si fa una commissione di inchiesta per tutto, non è stata fatta ancora una commissione d'inchiesta sulle banche. La si fa sull'ambiente, sulle ecomafie, sulle mafie, sulle infiltrazioni malavitose, sui cibi se sono buoni o no. C'è una commissione d'inchiesta dopo 2 anni da questo casino, non c'è ancora. Io sono l'unica amministrazione che ha stanziato le risorse per la difesa legale dei risparmiatori. Non capisco per quale motivo non si è fatto ancora nulla a livello nazionale. Io sono molto preoccupato del fatto che se ci sono responsabilità da acclarare a livello magistratura, lei dice? No, dico semplicemente che la clessidra va, cioè, il timer gira, cioè finisce che ci sarà un pugno di mosche poi, ma non mi riferisco a persone specifiche, lo dico in senso generale. Chi l'ha visto tra i tanti ex risparmiatori, appunto azionisti. Certo. Io sono azionista fra l'altro di una e anche dell'altra. Sì, più volte ha detto anche di aver perso... No, guardi, cioè, a me dispiace perché... Deborah Serracchiani, la sua vicina, ha perso 18.000 euro, ricordo, in BPV e lo disse. C'è stato qualche lazzarone che ha voluto anche far credere alla povera gente che è lì, che piangeva, si medicava le ferite, ha voluto far credere che io avevo venduto le azioni, le ho sempre avute, quelle sono. Per cui sono ancora azionista delle 2 banche. Anzi, forse anche per poco, perché se non risolviamo questo problema del decreto, verrò anche cancellato. Senta, lo avevamo in qualche maniera fatto intendere anche durante la campagna elettorale. Un'ora dopo i ballottaggi si sarebbe tornati a discutere di migranti, così è stato di fatto. Ha visto la protesta ieri a Cona, ha visto che stanno arrivando altri migranti, insomma un po' sparito da questa campagna elettorale, ma magicamente torna. Ma guardi, intanto apprendo che ci sono stati annunciati i blocchi navali. Sì. Mi domando dove sono tutti quei commentatori che ci davano dei razzisti negli anni, noi li abbiamo proposti da sempre, vedo che adesso nessuno ha niente da dire. Mi preoccupa che si dica adesso perché fra un po' si va a votare, non vorrei che si dica solo per quello. Mi preoccupa che si dica adesso in maniera tardiva, sapendo che ogni anno arrivano almeno 200.000 migranti in Italia. Mi preoccupa che si dica questo avendo coccolato fino all'altro ieri l'idea che tutta l'Africa potesse starci in Italia. Allora, noi qua siamo davanti alla pattuglia acrobatica come gestione della partita dell'immigrazione. Stiamo ancora oggi ospitando 8 immigrati su 10 che non sono profughi. Quindi Macron, quando dice noi diamo ospitalità solo ai rifugiati, sa che 8 su 10 li rispedisce indietro, certo. Ma ci ha già detto indirettamente che chiuderà le frontiere. Cioè, questa è la tragedia, noi restiamo da soli a gestire in virtù del fatto che abbiamo mandato messaggi di ospitalità all'intero Mediterraneo, perché noi ce le ricordiamo le frasi illuminanti del Presidente del Consiglio quando diceva l'Italia è un paese ospitale e non rinuncia all'asilo per nessuno, no? Infatti abbiamo visto, sono arrivati tutti qua. Di fatto però continueranno ad arrivare e lei dice dove sono tutti gli analisti, i commentatori politici, ma il PD ha cambiato radicalmente, il governo ha cambiato radicalmente idea su questo? No, guardi, cioè, dall'insediamento del ministro Minniti abbiamo appreso da subito a febbraio che aveva già fatto accordi con tutto il Nord Africa, io dico così come battuta, ne arrivano più di prima. Però ora inizia l'estate, questo può essere il segnale per non dire accogliamo tutti? Chiudere i porti almeno per le navi che arrivano da altre? Io spero che si arrivi alla fine. Allora, adesso hanno timidamente detto che faranno i blocchi navali, sì. Vuoi mai capire se li faranno? Spero che alla fine si arrivi al nostro vecchio refrain, no? Mio. Centri di prima accoglienza nei paesi del Nord Africa, proprio a macchia di leopardo, lì rifocillare gli affamati, lì curare gli ammalati, lì identificare tutti, da lì garantire il corridoio umanitario per i profughi veri. Sa cosa accadrà dopo poche settimane? Che nessuno si imbarcherà più, andranno a piedi nei centri di prima accoglienza.
perché le barche che partono vengono intercettate e riportate in Africa. Ho sentito anche aiutiamoli a casa loro, cioè che è proprio una frase detta dalla sinistra adesso, dal centro-sinistra. Ma è questo il sistema, ma guardi, sa, però quando tu governi non devi parlare, devi fare. C'è una piccola differenza. Loro stanno governando e vorrei ricordare ai cittadini che ci ascoltano che stanno governando questo paese dal 12 novembre 2011. No, perché sentirli parlare sembra sempre che si arriva ieri mattina, come dicono dalle mie parti. Lei dice invece i vari governi tra il tecnico, Letta e via dicendo. I governi sono i loro dal novembre 2011. Però lei prima ha detto forse perché si stanno avvicinando le elezioni politiche, ma in realtà pare di no, almeno in base alle dichiarazioni ieri del Presidente Mattarella. L'orizzonte è 2018. Se la prendono a rincorsa. Beh, se ne va l'estate, poi abbiamo un po' di riscaldamento a bordo campo a fine anno e poi si vota. Qualcuno dice che non si va a votare neanche il prossimo anno. Beh, potrebbe anche accadere in questo paese. Beh. Siamo abituati a avere premier che non escono dalle urne, siamo abituati a vedere di tutto, siamo abituati a un Parlamento che non va al voto anticipato perché deve maturare il vitalizio e la pensione il 15 settembre, quindi alla luce di tutto questo può anche accadere che decidano anche di non farci più votare. Senta, come si fa, Presidente, a spiegare, cioè a sostenere una battaglia come quella che lei ha lanciato, che è, oltre che anche di impatto personale per le famiglie, quella che ovviamente fa riferimento ai vaccini, al popolo veneto? Non è semplice, no? Dire c'è un obbligo, serve anche a tutelare le famiglie e i bambini, però noi diciamo di no. Ma lei sostiene anche che questo obbligo farà abbassare i livelli di vaccinazione invece. Guardi, io la ringrazio per questa domanda. Primo, noi non siamo contro i vaccini. Io, fra l'altro, vengo da una facoltà, all'università scientifica dove si studiavano i vaccini, si figuri. E non sono contro i vaccini. Non trovo mamme contro i vaccini. Vorrei dirle questo. La stragrande maggioranza delle mamme che viene in tutti i posti dove sanno che vado a fare incontri, mi viene col bimbo in braccio e il mio bimbo è vaccinato, io sono vaccinata, però trovo mamme che hanno un sacco di quesiti da fare, no? Sulla purezza dei vaccini, sull'opportunità di farne tanti, sulle tempistiche, su programmi vaccinali individuali, perché non tutti i bimbi rispondono alla stessa maniera. Infatti abbiamo i bimbi che producono anticorpi e i bimbi immunodepressi che vengono vaccinati non producono anticorpi, no? Per questo si parla di copertura di gregge. Noi non facciamo un ricorso contro i vaccini, noi facciamo un ricorso per difendere il nostro modello. Il Veneto da 10 anni è un modello, è unico in Italia, della non obbligatorietà, perché alla obbligatorietà abbiamo imposto l'obbligatorietà dell'informazione, di parlare con i genitori. Noi siamo arrivati al 92,6% di copertura. Il nostro accordo con il Ministero della Salute prevede l'85% come soglia critica, siamo al 92,6%. Ogni 6 mesi c'è il tavolo di monitoraggio e sa che non siamo in brutta compagnia? Abbiamo altri 15 paesi con noi, il Regno Unito, la Germania, la Spagna, i paesi del Nord Europa e gli altri 14 paesi europei che hanno l'obbligatorietà sono obbligatorietà per almeno un vaccino, il che vuol dire che sono nella categoria paesi con l'obbligatorietà magari per un solo vaccino. Però inevitabilmente... mi lasci dire solo una roba, questo decreto è coercitivo, mette le multe, i ricchi possono pagare la non vaccinazione del figlio, 7.500 euro, i poveri no, creerà abbandono vaccinale, perché la reazione umana che è quella che davanti a un'imposizione alzi la testa, no? È quello che ci preoccupa fortemente. E in questo decreto si prevedono 12 vaccini e siamo l'unico paese al mondo che introduce l'obbligatorietà per 12 vaccini. Quindi faremo anche come unico paese al mondo la sperimentazione su 12 vaccini. Però qualcuno inevitabilmente nel dibattito, poi alla pubblicità, la lega anche all'immigrazione, no? Cioè, abbiamo preoccupazione, nuove malattie. Ma chi ce l'ha la preoccupazione? Ma mi scusi, ma sono vaccinati quelli che arrivano? Ha mai sentito parlare il ministro della salute, del grado di copertura e vaccinazione di tutti quelli che arrivano? 200.000 all'anno? Cioè, della serie faccio una legge coercitiva per vaccinare gli italiani, per tutelare gli altri che arrivano e non sono vaccinati. Ma è ridicola sta roba, è ridicola. Non potrebbe essere così. È ridicola. Allora ci fermiamo per un minuto, poi abbiamo tanti altri temi di cui discutere con il Presidente Zaia, vi aspettiamo.
Torniamo in diretta insieme al presidente Luca Zaia. Me lo dice una cosa del caso Serena invece, Villorba, il sindaco che si è dimesso poi invece è tornato sui suoi passi, o si dice che sia, o meglio fosse legato più a Tosi, torno a citarle Tosi a Verona, quindi avesse un'idea per la prossima candidatura a Treviso? No, guardi, io penso che siamo arrivati alla sezione leggende metropolitane. Dietrologia, eh? Cioè, Serena ha avuto un incidente di percorso che a volte capita nell'amministrazione, è capitato anche a me, e ha cercato di risolverlo. Mi sembra di aver capito che la soluzione l'ha trovata. Serena è un bravo amministratore, porta avanti uno dei comuni più importanti della Marca trevigiana, appunto, eviterei tutte le leggende metropolitane. Non si vuole candidare il sindaco a Treviso? Ma si figuri, cioè, Treviso avrà un sindaco che è trevigiano. Cioè, e sarà un civico o un politico? Questo lo dovranno decidere i nostri ragazzi di Treviso, quale sarà la miglior soluzione, si figuri. Ce l'aveva dei nomi in mente? Prego? Nomi da proporre? Idee. Ma guardi, io sinceramente non mi sono mai occupato delle elezioni comunali o delle candidature in generale nella mia storia, diciamo, da amministratore, perché penso che ognuno debba fare il suo mestiere. Quelli che si occupano di troppe cose poi vanno sempre a finire male. Io mi occupo della regione e nessuno venga a rompere le palle in regione. E gli altri cercano di occuparsi delle loro cose. A proposito di chi rompe, con la Pedemontana come siamo messi? Siamo messi che noi abbiamo chiuso quell'operazione di salvataggio del cantiere. Abbiamo firmato questo nuovo accordo che prevede la consegna dell'infrastruttura completata nel settembre 2020. Stiamo parlando della più grande infrastruttura in Italia, 94 km 500 metri, 38 comuni, 16 caselli. Si va dalla Montecchio dalla 4 fino a Villorba. Servirà un territorio che è notoriamente collassato, Bassanese, Montebellunese e così via, e verosimilmente adesso l'impresa è in grado di fare il suo closing finanziario. Da settembre si partirà non più con 12, 13, 14, 15 milioni di euro di lavori al mese, ma si va sui 45-50 milioni. Cioè con un ritmo, lei dice, maggiorato. Sono 1200 persone in cantiere, cioè. Ma già adesso si vede che stanno ringranando per bene. È vero che ha detto andate a vederli, insomma il lavoro c'è? Sì, ma le dico anche di più, nel 2018... Saranno schiere di anziani che andranno a vedere il cantiere. Ma guardi, scherzo, nel 2018 noi apriamo già il primo tratto, ma non glielo dico per tifoseria, glielo dico perché non posso neanche accettare che ci sia qualcuno che fa credere che lì si possa andare con un aratro e ripiantare il mais. Non è così. Abbiamo già un tratto, andate a filmarlo, andate a vederlo, che ha già l'asfalto, i caselli già messi lì. Cioè noi nel 2018 lo apriremo. Le dico che questa infrastruttura nasce nelle carte della regione nel 1990, l'attuale progetto del 2002, la gara del 2006 e l'aggiudicazione del 2009. Lo dico perché qualcuno pensa che sia roba di ieri mattina. I tempi. E gli espropri sono già partiti i soldi, vero? Lei aveva detto Sì. degli incontri. Fra l'altro nell'accordo è previsto che appena fatto il closing debbano essere pagati tutti gli espropriati, ma so che anche in queste ore si sono già fatti mandati di pagamento per altri 9 milioni di euro. Senta, sull'autonomia? L'autonomia è la madre di tutte le battaglie. La si fa non per gentile concessione del governo, ma perché abbiamo vinto una causa. Il governo ha impugnato la nostra legge, noi l'abbiamo difesa e la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi. E dico anche che in virtù di tutto questo aspetto abbiamo oggi la possibilità di dare un grande segnale. L'autonomia senza un referendum è difficile farla. Il referendum è un segnale di popolo, no? Tu puoi dire, ma i miei veneti hanno detto così, oggi se io vado a chiedere competenze... C'ho bisogno di un carico. Se io vado a trattare mi dicono, vabbè, ma è un'idea da leghista, è un'idea di un governatore, è un'idea di quattro gatti. Per cui dico ai veneti, non pensiate che debba solo vincere il sì, è bene che tutti pensino che c'è un altro tema, che deve esserci una grande affluenza alle urne. Se non c'è affluenza alle urne, questo referendum non vale nulla. L'opposizione però le dice che le piace vincere facile così. Guardi, non mi risulta che l'opposizione chieda di votare per il no. Esatto, appunto, perché alla fin fine saranno comunque a sostegno di una maggiore autonomia e però allo stesso tempo le dicono anche queste cose, questi particelle ulteriori di autonomia le poteva ottenere anche negli anni precedenti. Guardi, lo dice l'opposizione che ha impugnato la nostra legge referendaria e passi, che ha presentato un referendum il 4 dicembre per togliere competenze alla regione e passi, che quotidianamente toglie soldi, competenze e risorse alla regione e passi,
che fanno di tutto per rendere il Veneto sempre più colonia e periferia dell'impero. A questo punto uno dice: scusate, la possibilità di fare le trattative esiste dal 2001, si possono portare a casa al massimo 22 competenze, articolo 116 della Costituzione. Qualcuno mi vuole spiegare perché dal 2001 ad oggi non c'è una regione che ha portato a casa una competenza? A proposito, insomma, può essere comunque legato in qualche maniera. Poche ore fa il ministro Delrio ha firmato i decreti attuativi per il Porto Franco internazionale a Trieste e Brugnaro è arrivato a chiedere subito la stessa cosa anche per Venezia. Può essere un obiettivo? Sì, mi chiedo anche come mai lo si pensa solo per Trieste e nonostante le richieste e i dibattiti che si sono fatti, insomma, il sindaco Brugnaro ha firmato il patto per Venezia. Io pensavo ci fosse anche dentro il Porto Franco in questo patto per Venezia. Infatti quando ho visto Trieste sì e Venezia no, ho detto: ma scusa, ma nel patto non c'era il Porto Franco? Quindi devo prendere atto che nel patto non c'era neanche il Porto Franco. Che sarebbe ovviamente un vantaggio fiscale per quanti imprenditori. Beh, noi abbiamo già un'area di Porto Franco, si trattava di ampliarla, oggi è qualche ettaro, si trattava di estenderla a tutto il Porto di Venezia ce l'ha. E ieri Brugnaro, a parte aver annunciato l'intenzione di ricandidarsi, ha detto che arriverà una novità dal ministro Delrio, probabilmente, che è legata alle grandi navi, che sarà il Vittorio Emanuele. Lei cosa ne pensa? Guardi, delle grandi navi si parla dal novembre 2011, il decreto si chiama infatti Clini-Passera, erano i primi ministri del governo Monti. Io so che stanno litigando da 6 anni il Ministero delle Infrastrutture con quello dell'Ambiente e con quello dei beni culturali. La Regione non ha mai posto veti perché dice: guardate, piuttosto che abbiate alibi e dire che è colpa della Regione, a noi va bene tutto. È l'ennesimo annuncio. Oppure sarà la fase definitiva, staremo a vedere, ma non la direi come una roba trionfale, perché sono 7 anni che stiamo aspettando. Perché già si aspetta tanto. Sì. Invece ho letto che il TAR ha sospeso e si ricominciano i lavori per il bombolone a GPL a Chioggia, non so se hai visto. Sì, guardi, quella è una partita che noi sosteniamo come battaglia, però è pur vero che col tema dei tribunali poi ci si adegua anche a quello che dicono i tribunali. Adesso vedremo se si possono fare ulteriori ricorsi, so che anche il Comune sta lavorando su questa partita, però ultimi aggiornamenti dell'ultima ora non ce li ho. Certo è che deve essere chiaro, e io l'ho chiarito per bene, che lì non ci sono state fallanze da parte della Regione, perché ho dimostrato con le carte in mano che non siamo noi a dare l'autorizzazione dal Ministero, tanto è vero che i ricorsi si fanno contro il Ministero. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato e seguito molto quello che è successo a Enego, ogni anno lo facciamo purtroppo, tra l'altro in questo periodo. Abbiamo raccontato la siccità negli ultimi mesi e poi la classica bomba d'acqua. Cosa succede? Succede che il clima è così, succede che siamo un territorio sensibile, vulnerabile. Succede anche che la comunicazione non è più quella di una volta, che non era così immediata. Oggi vediamo tutto live, in diretta, riusciamo ad avere informazioni molto più dettagliate e puntuali. Magari molti cittadini hanno visto Enego, non sanno che lo stesso giorno a Chioggia c'è stata una grandinata terribile, un'altra c'è stata tra Vittorio Veneto e Valdobbiadene, che abbiamo chiuso la strada a Gordina per una frana, che abbiamo chiuso la statale ad Acquabona per un'altra frana e così via. Ma io ogni volta che c'è un temporale sono al corrente di tutto quello che succede in Veneto. Bisogna fare ancora più opere, non possiamo ovviamente governare il tempo, ma possiamo governare l'impatto del clima sul territorio, questo sì. In gran parte lo possiamo governare. Io ho presentato nel 2010 questo piano straordinario, rimasto inascoltato da Roma e, come si dice, con l'autonomia... 2 miliardi vero, di investimenti per il Veneto. E le dirò che le opere che si sono fatte dal 2010 ad oggi le abbiamo realizzate tutte noi, non so, Caldogno, Musone dei Sassi, parlo del Cassa d'Espansione, Caldogno, Musone dei Sassi, la Colomberetta a Monteforte d'Alpone, Viale Diaz è una cassa che facciamo a Vicenza, Prada e Gai, l'ampliamento di Montebello, molto altro ancora. Queste sono abbiamo fatto quasi 900 opere in questi anni, però ce ne vogliono ancora. So che non apprezza parlare di questo o affrontare questa tematica, però Berlusconi continua a insistere sul suo nome come possibile candidato. Ma io non è che non apprezzo, la considero un'inutile perdita di tempo, nel senso che mi devo occupare del mio Veneto, dell'autonomia, e mi lasci dire, se io vado via, qua l'autonomia non si fa più. È meglio che resti qua. Quindi deve restare quella battaglia per i prossimi anni.
anni finché non... No, ma il Veneto deve diventare autonomo, il Veneto deve avere il rango di Trento e Bolzano, è una battaglia lunga da fare, i cittadini l'hanno capita, la condividono, la dobbiamo fare. Poi sa, noi abbiamo un candidato per quel che ci riguarda come partito, il nostro candidato è Salvini, punto, altro, non c'è altro da dire. Cioè, io preferirei che non se ne parlasse più di questa opzione Zaia, prima di tutto perché non è reale, secondo perché ci penalizza tanto. Io lo vedo a Roma e ti guardano un occhio diverso e quindi penalizzano il Veneto. Le battaglie le fa per una visibilità politica, questo le dicono, certo. no? Immagino. Ma i rapporti con Berlusconi come vanno? Sono stati un po' tesi dopo il voto? Ma guardi, io c'è una vita che non lo sento più. Cioè sono stato suo ministro, devo dire che è stato un grande governo quello Berlusconi di allora. Facciamo un sacco di robe, c'era una credibilità internazionale del paese unica e comunque i risultati si sono visti. Criticavano Berlusconi per i suoi rapporti con Putin e altri, ma noi ce li avevamo, adesso non ci sono più. Anche con Gheddafi allora, no? Sì, visto sì. che quello che citavamo prima. Però si dice, se ci fosse Gheddafi non avremmo sto casino. si dice che il centrodestra unito alla maniera di Berlusconi nel 94 vince ovunque. Il centrodestra deve unirsi e vincere. Che è quello che ha consegnato questa tornata elettorale, no? Certo. Senta Presidente, ultimissima cosa, abbiamo raccontato nei giorni scorsi di numeri e cifre per quanto riguarda il turismo, abbiamo visto un drone volare, abbiamo visto di tutto, insomma sarà una stagione, dovrebbe essere una stagione... Alla grande? Sì? Cresciamo 2 cifre, pensi che il turismo in Veneto è la prima industria, 17 miliardi di fatturato, 70 milioni di presenze, siamo nella prima regione turistica d'Italia, abbiamo una regione che è eccezionale, 32 milioni di presenze le facciamo solo nelle spiagge, 14 milioni a Venezia e sono eccezionali i nostri operatori. E con le previsioni meteo tutto a posto? Beh, io le controllo tutti i giorni, se sbagliano, no, però se sbagliano, il problema è che... Ma sai, ha notato che da quando io faccio controllo sono molto più attenti quando arrivano al Veneto col dito a indicare il Veneto. Sono terrorizzati, diciamo. Va bene, però insomma, non so se abbiamo già sforato ovviamente, sceglierà un bel Panama Colpa anche quest'anno. Sì, ovvio, sempre, le domande troppo lunghe, aveva ragione. Sceglierà il Panama e la Sicilia anche quest'anno. Ma costava 10 euro. Ah vabbè, quello sì, vabbè, immagino, però insomma... Ma la Sicilia è una bella isola. Sa cosa ha di vantaggio la Sicilia? Che lì già si respira l'aria di autonomia. Però non andrò assolutamente, non ci andrò assolutamente, però dico che l'autonomia siciliana gestita dai veneti sarebbe una macchina da guerra. Anche perché di solito costringe il punto stampa del Palazzo Balbi anche quasi a Ferragosto, ricordo, o l'anno scorso. Noi non chiudiamo mai, noi non chiudiamo, da quando ci sono io la ragione non chiude mai, provare per credere. Grazie al Presidente Luca Zaia, grazie a chi ci ha seguito da casa, l'informazione di Antena 3 continua, grazie.